È stato un momento di approfondimento ma anche di confronto. Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia, il convegno che si è tenuto a Palermo negli spazi di Confindustria Sicilia. Palermo sta vivendo una stagione felice di presenze turistiche, ma non basta, la città deve essere responsiva. Queste le parole del primo cittadino Roberto Lagalla, che ha dato il via a un appuntamento dedito alle prospettive di sviluppo delle filiere connesse alla logistica per il rilancio dell'economia siciliana. Una riflessione dal taglio unicamente non economico che guarda al futuro della Sicilia e alla quale ha preso parte anche il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. Noi, gente del Sud, dobbiamo spendere enormi risorse che abbiamo a disposizione e spenderle entro il 2026 e soprattutto spenderle bene in modo da poter competere ad armi pari con il resto d'Italia. Nella sala terrazzi di Confindustria più volte è stata sottolineata l'importanza dei fondi del PNR, di quanto la politica possa fare tutti gli sforzi che vuole, ma senza una strategia reale e unitaria è difficile poter sperare in risultati adeguati all'attuale scenario rimarcato dall'assessore regionale Alessandro Aricò e dal presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e ben descritto infine dall'onorevole Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei. Il Sud, le politiche di coesione, il PNR. Oggi abbiamo bisogno di grandi obiettivi da realizzare, obiettivi che possono cambiare la prospettiva di un territorio. Si tratta, continua il ministro Fitto, di fare scelte con lungimiranza e non si possono distribuire le risorse a pioggia, serve maggiore responsabilità e condividere con il sistema datoriale. Ci aspettano mesi intensi di confronto con la Commissione europea, afferma Fitto, dobbiamo affrontare le scelte sul tema di sviluppo e coesione. Ogni tanto il dibattito politico regala gioielli, in questa Next Generation abbiamo anche il dovere di dire la verità. Intanto il ministro Fitto, al termine del convegno, ha svolto una colazione di lavoro tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati temi legati all'uso dei fondi dello sviluppo e della coesione e le sfide che rappresentano il PNR in un'ottica di collaborazione necessaria al migliore utilizzo delle risorse. Il presidente della regione afferma: abbiamo illustrato al ministro Fitto le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti, tutti temi che approfondiremo nel dettaglio durante i prossimi incontri che stiamo programmando a breve.